pezzi unici, numerati, di incredibile livello artistico e di grande valore. Queste le caratteristiche immediatamente riconoscibili negli oggetti che si potranno ammirare a Viarte, il centro permanente dell'artigianato artistico di Vicenza, fino al 2 settembre. Si intitola Galleria dell'Artigianato, viaggio in Italia, la preziosa mostra che in collaborazione con Artex, il centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana, fino al 2 settembre arricchirà la già vasta proposta di eventi ed esposizioni di Viart in Contrà del Monte a Vicenza. Una sorta di Atlante delle eccellenze artistiche e artigianali italiane che permetterà al pubblico di ammirare da vicino la capacità dei maestri e artigiani nella lavorazione dell'argento, della ceramica, del cristallo ma anche dell'alabastro. L'esposizione si propone di creare un momento di visibilità e di promozione di un settore fondamentale della cultura, della storia e dell'economia italiana attraverso la caratteristica che ci rende famosi nel mondo, la creatività. L'iniziativa fa parte del programma ideato dalla rete di soggetti che hanno aderito alla Carta internazionale dell'artigianato artistico, promossa assieme a Confartigianato Imprese e a CNA dall'Atelier d'Art de France e da Kyoto Traditional Art and Craft Sponsorship Foundation e che oggi, come hanno già fatto altre regioni, è condivisa anche dal Veneto. Noi siamo una regione nata sulla piccola impresa, cresciuta sulla piccola impresa, cresciuta sull'artigiano e se pensiamo di essere una regione diversa, se vogliamo, anche dalle altre, perché abbiamo tutto in Veneto, fiumi, laghi, pianure, montagne, in qualche modo territori straordinari, le colline, tutto questo inserito in bellezze straordinarie, monumenti, strade, borghi. Ma chi è che ha creato queste straordinarie presenze in Veneto? I nostri artigiani. E chi? L'artigianato artistico, fatto di grandi cose, di piccole cose e oggi andiamo in qualche modo a suggellarlo. L'inaugurazione della mostra stessa è stata infatti l'occasione per la sottoscrizione del documento anche da parte della Regione Veneto, che ha così ribadito la volontà di sostenere, valorizzare e promuovere questo settore. La Regione deve accompagnare questo processo. Oggi il tema non è risorse, è credere che quello che qualcuno fa viene in qualche modo considerato. E allora credo che la formazione, l'istruzione, l'artigianato, le nostre proposte devono accompagnare questo mondo. Il senso della mia presenza oggi è dimostrare che siamo con gli artigiani, ma gli artigiani che hanno voglia di fare bello.